Eccoci qui, siamo partiti in direzione Chiusaforte per vedere una strada nuova, un punto panoramico in cima alle Alpi Carniche Giulie. Abbiamo incontrato anche al bar il Panda Raduno di Bibano. Ora ci fermiamo a dare un po' da bere alla Peppa perché sta ansimando alla lingua fuori, ormai mancano pochissimi chilometri a doverla spingere e poi andiamo. A dopo. Sigla. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Faccio veloce. Usciamo da Montereale Valcellina e, costeggiando sempre la pedemontana, andiamo in direzione Maniago. Yeah, I'm a heartbreaker. Do it for the fun of it. Yeah, I'm a heartbreaker. A cold-blooded killer. For the fun of it. Wanna be a king slave. Give me my crown. Bow down to your queen pin. Give it to me now. Bow down to your queen pin. Tappa velocissima al lago di Cornino, ma guardate che colori incredibili ha questo lago. E via, ripartiamo subito. Teach where to place him. Solo on a throne, don't need another man telling me how to live my life lavishly. 'Cause I feel different, boy, let me speak. Stiamo entrando nella strada comunale della Val di Dogna. Adesso ci aspettano 18 km con paesaggi meravigliosi. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Ma guarda che figata di posto che abbiamo trovato. Ah, che bel posto. E dopo una bellissima sorpresa ripartiamo. Qui ci troviamo molto vicini alla Slovenia e in queste zone sono state combattute innumerevoli battaglie. Ogni qualdove sbucano i resti e i ricordi delle grandi guerre. Adesso, prima di arrivare sulla Sella Sobdogna, ci aspettano 9 tornanti con paesaggi da favola. E visto che non c'è troppo vento, mandiamo su a fare un giretto al Gato.
Ora, dopo aver pranzato e bevuto anche il caffè, ripartiamo e abbiamo un'altra bella sorpresa per voi. Questo cartello ci ha incuriosito e allora andiamo a vedere sto paesino. Purtroppo la strada si ferma qui, però poco fa abbiamo visto un angolino veramente bello. Sono veramente strettissime ste strade. E qui rimandiamo su il gatto perché veramente merita questo posto. Forse neppure a Bordano si vedono così tante specie di farfalle. È giunta l'ora di ripartire ed ora andiamo in direzione Bordano. E adesso, cari amici, l'ultima tappa di oggi, andiamo a fare il Monte San Simeone e iniziamo il percorso. Originariamente nel 76, quando c'è stato il grande terremoto del Friuli, si pensava fosse qui l'epicentro del terremoto, invece successivamente si sono accorti che era tra Gemona e Lussevera. Cacchio, che stretto che è questo tornante! Percorrendo questa strada strettissima si può godere di paesaggi eccezionali, però salendo verso il monte San Simeone è un po' sconsigliato secondo me percorrerla col maltempo perché la sede stradale ha molte parti in cemento. L'ottavo tornante è un punto davvero godimento, si può godere di un paesaggio veramente unico. Diciassettesimo tornante. Wow, qua è uno spettacolo, ma proseguiamo e andiamo a vedere dove ci porta questa strada. 28 tornanti. Proseguiamo. Purtroppo la strada sembra finita, quindi torniamo indietro. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. Percorreremo adesso i 28 tornanti, molti dei quali con la galleria, per ridiscendere a Internepo. È un vero peccato essere venuti su in questa giornata un po' grigia perché il paesaggio sarebbe da favola. E visto che siamo arrivati a Maniago, andiamo in centro a mangiarci un gelatino. E qui dal centro storico di Maniago, la città della coltelleria, vi salutiamo e vi ringraziamo per essere rimasti con noi fino ad ora. Siamo riusciti a schivare la pioggia fino a questo momento, ma adesso mi sa che qualche goccia la prenderemo. Ci vediamo alla prossima e speriamo bene per il gatto che si è fatto male. Alla prossima, ciao!